Siamo stati ingaggiati da Naturalarte per documentare l'evento della partenza del leone alato di Vaia. Il leone infatti sarà esposto a Venezia, pensate, niente meno che per la Mostra Internazionale del Cinema. Uno spettacolo, quindi. Direi proprio di sì. In questa occasione ci siamo lasciati ispirare, ci siamo divertiti, abbiamo realizzato questo cinematic vlog che dedichiamo ovviamente a Marco e alla sua opera. Quindi si abbassano le tendine e ecco a voi il video. 18:33, buon sabato sera dagli studi di TG2000. Una situazione apocalittica. La protezione civile ha definito così ciò che il maltempo sta provocando in Veneto. Quando arriva la tempesta, puoi solo aspettare che finisca. Ciò che conta è come reagirai dopo. Io quella volta ho deciso di reagire così, con la forza di un leone. Hai fatto un'intervista? Yes. È andata bene? Bene, dice bene. Ecco, per questo video che avete appena visto abbiamo avuto pochissime ore, giusto il tempo di una mattinata prima che arrivassero le autorità per fare la festa per la partenza del leone. Eravamo proprio nel punto dove Marco ha raccolto il legname per assemblare il leone, quindi simbolicamente era stato portato là. E allora ne abbiamo approfittato per fare un po' un parallelo tra il leone e l'ambiente appunto distrutto da Vaia. Quindi ho girato tutto in slow motion per enfatizzare un pochino le azioni e l'ambiente stesso. E poi niente, un montaggio così abbastanza semplice. Ecco, ho cercato di catturare i suoni, quello sì, con un'app sul telefono molto semplice da utilizzare. Ho catturato gli scricchioli del legno e alcuni effetti sonori in modo da enfatizzare un po' questi slow motion, ecco. E niente, abbiamo rievocato un po' quello che è stata Vaia e abbinata a questa bellissima scultura di Marco Martellar. Grande Marco, ciao, complimenti ancora e è stato bello fare questo video con te.
In questo momento il leone è già partito e anche noi siamo in partenza per nuove avventure. Eh sì, finalmente torniamo in Salento dai nostri amici e questa volta vi prepareremo un bel vlog, quindi ci vediamo sul canale tra circa 2 settimane. Nel frattempo seguiteci su Instagram, trovate tutto in descrizione. Ciao e buona fine estate! Ciao ciao!